Questa canzone ballatissima, io sono veramente curioso, sarei curioso di sapere come ballerebbe Nunzia questa canzone, ma questo è inutile, non ve lo posso chiedere, però ti da noi e soli all'ombra, baciami. Buongiorno Nunzia, che meraviglia, è venuta a trovarci, è venuta a sono trovarci. troppo priata, sì, Francesca Lotta, io sono una sua fanny. Una sua? Fanny di tanto tempo, di tanti anni. Un po' più tronca, un po' più dolce lei. Sì, sono una fanny tronca, sono una fanny tronca di proprio Pannone e fanny. La posso toccare, pazzite! No, ma non Francesca Lotta. ma c'ha le mani sporche, Nunzia. Ma quale sporchi? Questi sono così normali, è il colore suo. Perché siccome scocco le cacocciole, capito? E dire che io pensavo che fosse il colore dei capelli. No, si preva la tintura, Sì, la tintura, no, questi quando uno scocca le cacocciole, presente, no? Per fare i cacciofini. Ma no? poi dovrebbe mettere le mani un po' in acqua e limone. Che... No, il limone che c'entra? Non è che poi devo un po' sbiancare per bene, capito? Un po' sbianca, dai. No, ci vuole il dentifricio, la lavare caca in gira, ci vuole l'acqua forte, ci vogliono 15-16 giorni. L'acqua forte, le ricordo dell'acqua forte. Le cadono un po' le dita. No, non mi caso, io mai sono abituato. L'acqua forte è l'acido muriatico. Ma io a studio di sigarette che ida, certo, come no? Ma non può sì, ne dire. sono troppo emozionata, no? Non amammi perché viva all'ombra, non amammi perché. La so tutta quanta. Tutta quanta, bella. Io ero ragazza quando c'era questa canzone, ero ragazza. Sì, era ragazza. Avevo 37 anni ancora. Appunto, ragazzina ero. Sì, giovanottina. Mi ricordo che mi innamorai di un uomo. Di un uomo. Con questa canzone. E come si chiamava questo? Si chiamava Astolfo. C'aveva un sacco di soldi, c'aveva chiesto. E come mai se l'è fatto scappare? Non è che se ne scappavo io, non è che me lo sono fatto scappare io. Ma sì, capito, ma dormiscivo vici vivere un poco di vino su picchio. Ma dormiscivo, scappavo. Che ha approfittato di lei in modo maschio. E poi mi ha dedicato questa canzone, non amarmi. Cioè, ma perché non amarmi? Nunzia ha approfittato di lei in modo maschio. Ma cui? Lui, Astolfo. Guarda, era un poco toccato da rannola. No, ma no, per favore. Poco fatto era, sì, no. E che io lo volevo che ci aveva tanti soldi, io perché mi disse non amarmi che non c'è niente che pigliare. Ah, per quello. Io ci volevo chiedere una domanda alla signora Lotta. Ma la faccia pure. Lotta, ma mi scusa, ma perché lei ce l'aveva con questi titoli? Goppo non amarmi, Goppo lasciami perdere, ma lei non si vuole fare zita, ma come combinata? Ma scusi, ma io veramente vi ho scritto amami, piggimi, non lasciami perdere, piggimi, no? Come mai? Vuol dire che lei è impegnata già, no? Sì. Ah sì? Sì. Mi dice la bella carusa, certo. Che ci mancano a lei i cotteggiatori? Ma perché non me lo presta occhieruno a me, che io me la passo scarsa di questo lato, va? Non è che sono tanto... Che devo fare? Mi puoi insegnare a cantare, una cara mia, che ci vuole, non lo so, mi scrivo una canzone. Sentimenti, sotto i ponti, io ci hai frotto tanto voto sotto i ponti, sai? Ma no. No, nel senso che poi mi abbandono, dai, per tornare a casa a Pere. Uno me la stava appunto andando a volo, boschetto. Ma come? Mi disse, mi piace farlo così, tieniti nell'albero, io me la stavo dare. L'ha lasciata appesa. E come salutava io? Era qualche 4 mesi auto. E ero che ha fatto? Che niente, mi non a pigliare i guardi forestali 14 giorni dopo. 14 giorni dopo. Ma eravamo a mangiare la cidduzza, che eravamo la cidduzza. Le infilavano i vermetti in bocca. I mutichetti mi portavano, i mutichetti. Povera Nunzia. Passai 14 giorni, mi credo una cosa terribile. D'inferno. Va bene, grazie Nunzia. La saluto signora Lotta, la ringrazio. Vuole fare una foto con la signora Lotta? Certo, voglio fare il filmino. voglio fare un video. Ma questo signore qui, questo Carebbe. Carlo Carebbe. Un amico, Carlo. Lo posso toccare magari? Sì, tocca. Ma non credo che esce giocoso, no? Chi è come Cristiano? Ma Nunzia, ma che dici? Ma non credo che ci hanno fatto, signor Fallica. Ma quale? No, ma veramente, ma anche lei con questa storia. Però è simpatico, ma dice che è schietto, vero che lei è signorino? Signorinissimo. Ma non sono sposato. Ah sì? E pure sai che se lei sa magari cucinare mi porta a casa. Sa cucinare bene lui. È vero? Cucina benissimo. Sì, ma ci può bere con me allora? Perché non ci facciamo una casa insieme? Ci facciamo 2 cuori e una cucina, 2 cuori e una capanna, 2 cuori e una casa popolare. Ho altri gusti. Ah sì? Sì. Vabbè, si vedeva che insomma ci piace il calippo. No. Non ci piace il fior di fragola, ci piace il calippo. Ma nel senso che non le piace, non le piace. Il mio tipo. Lei non è il suo tipo, Ah, io non ci piace. No, non sei il mio tipo. Sai perché ci dico che è tasano. Messaggio promozionale.